Il costume di Samugheo rimane ancora oggi un unicum nel panorama dei costumi tipici della Sardegna per la particolarità dei suoi fazzoletti, la ricchezza dei suoi colori, la bellezza dei raffinatissimi ricami delle camicie e delle gonne. La maggior parte di questi abiti, unitamente ai pochi gioielli, è andata perduta. Era usanza infatti sino a pochi anni fa che il giorno della morte, rispettandone il desiderio, alla defunta fosse fatto indossare l'abito nuziale, in rispetto al detto il giorno della morte bella come una sposa. In particolare la gonna anteriore, il cui disegno ricamato rappresenta un ramo in fiore, con canoni ripetitivi nella tecnica di ricamo, ma personali nella ricchezza del disegno e dei colori. Pochi sono i gioielli che accompagnano il costume. Il più importante e prezioso è rappresentato dalla cosiddetta ganciaria, una serie di placche d'argento intagliate, con incastonata al centro una piccola pietra colorata, unite insieme da una serie di catenelle fino a raggiungere la lunghezza di circa 30-40 cm. Questo gioiello veniva apposto sui lembi posteriori della gonna, in maniera tale da tenerla aderente al corpo. È solo grazie al fatto che le persone più abbienti avessero corredi più ricchi e composti da più capi d'abbigliamento che è arrivata sino ai giorni nostri la testimonianza di questo antichissimo gioiello, diventato un'icona di appartenenza al paese. Confartigianato ha voluto contribuire al recupero di questa importante testimonianza del costume di Samugheo, commissionando all'orafo Giovanni Rocca, alla quinta generazione di gioiellieri artigiani, la riproduzione di alcune copie realizzate fedelmente da un antico originale. Nanni Rocca ha utilizzato nel suo lavoro le tecniche del tempo, realizzando le fusioni mediante stampi di osso di seppia. L'impronta lasciata dal calco nell'osso di seppia ha così accolto l'argento fuso in una fucina a carbone del 1800, trasformando il metallo in prezioso ricamo. Le pietre colorate che ornano il gioiello richiamano ai colori vivaci del costume, completandolo nella sua eleganza senza tempo. Nel rispetto delle forme e della tradizione, oggi numerosi costumi di giovani donne samughesi possono essere di nuovo fregiati da lucenti ganciarie nelle feste patronali ed in tutte le occasioni ufficiali, sacre e profane, nelle quali il paese vuole presentare il suo aspetto migliore. Ancora oggi, nel giorno dei festeggiamenti di San Basilio, le priorisse e le massaias indossano i loro costumi per recarsi alla messa e partecipare alla processione. Il tragitto che va dalla chiesa parrocchiale alla piccola chiesetta di campagna e ritorno è un tripudio di colori, una solennità e sobrietà dettata dalla compostezza delle donne samughesi, che, intonando il rosario in limba, incedono maestose e fiere nei loro abiti tradizionali e contribuiscono a conservare e fortificare quel legame di appartenenza tipico della Sardegna e della sua cultura.